Era il 23 novembre quando con il decreto Ristori-ter il governo Conte stanziava 400 milioni di euro a favore delle famiglie in difficoltà economica per la crisi innescata dal coronavirus. Milioni di euro di aiuti, quasi 1,5 per Venezia, che i comuni avevano il compito di distribuire sotto forma di buoni spesa e generi di prima necessità. Padova ha provveduto il 14 dicembre, abbiamo Treviso che ha provveduto il 15 di dicembre, Vicenza il 23 di dicembre, Verona il 29 di dicembre, mentre dal Comune di Venezia tutto tace e allo stato attuale siamo già al 16 gennaio e non risulta pubblicato il bando per distribuire 1,4 milioni di euro che sono già in cassa e che vanno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Marco Gasparinetti ha presentato a Caffarsetti un'interrogazione in cui chiede i motivi del ritardo di Venezia rispetto agli altri comuni italiani e per sollecitare la pubblicazione del bando al più presto. Non si capisce perché a Venezia ancora dobbiamo aspettare, sapendo che a livello comunale ci sono nuove povertà e che le famiglie assistite dai servizi sociali sono triplicate con il coronavirus. Abbiamo contezza di situazioni di necessità assoluta che questi soldi avrebbero voluto vederli magari anche a Natale, a Capodanno, e invece stiamo ancora aspettando. Tra chi avrebbe bisogno di aiuto e non ha ricevuto ancora nulla, ad esempio, ci sono tanti lavoratori del porto, cui il comune, osserva Gasparinetti, non manca però di offrire solidarietà in manifestazioni in cui tutta la colpa viene addossata al governo. E noi non vorremmo che questa venisse usata come manodopera per le proteste, quando invece il comune avrebbe strumenti per dare un aiuto a chi appunto non riceve più neanche la NASPI, perché gli stagionali e tutto il mondo delle crociere, ad esempio, si trova ormai da più di un anno senza reddito e sarebbe bene che il comune si ricordasse di loro non solo quando ci sono delle proteste, ma anche per dare un aiuto nel momento di necessità.